cernesce mai eppure sole tras e se ne fugge ma tu sei la tua rosa prete stella Carmela Carmela. I tribunali. Qui siamo praticamente sull'asse che era il decumano maggiore ai tempi dei Romani e tale è rimasto perché qui c'è il traffico, c'è il movimento. Ogni centimetro vi posso garantire che è una scoperta. Alzate gli occhi al cielo. Una scoperta come per esempio è questa, Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, dove entreremo tra poco, ma dove incontriamo una mirabile interprete della canzone napoletana, Angelica Sepe, ambasciatrice nel mondo, e tra l'altro tu sarai protagonista al Teatro Bellini. Certamente, il 19, che è un lunedì, per il centenario di Roberto Murolo, quindi grande festa, napoletani vi aspetto tutti, con il mio nuovo spettacolo che appunto si intitola Cuttè Maestro, una Napoli in jazz, una Napoli diversa, una Napoli ricca di colori, musica, c'è tutto, tutto e di più. E Angelica, bisogna ricordarlo, è l'erede proprio del grande Roberto Murolo. Grande Robertino. Onesta vasce patrona crudele, quanta sospiro mai fatto iettare. La napoletana. Eccola qua, guarda, che vedi? Panni stesi, colori, agli, zuppi su fritto, visto in un negozio di carne. La napoletana è questa, è la vita, è il movimento, è tutto. Cosa c'è qua dietro? Una bella capemorte che allisciamo, guarda, capemorte con osso. Perché qui porta fortuna. Sì, Porta è vero. fortuna. Porta fortuna. Ma qua porta fortuna tutto, Svaldo. Anche se ti faccio così porta fortuna. È tutta una città esoterica. E proprio sulla via dei tribunali fate molta attenzione. Camminando a un certo punto vedete una chiesa, anzi un complesso museale di Santa Maria delle Anime del Purgatorio. Siamo nel 600 quando l'Opera Pia intende far capire praticamente al